Euroregione News. Le tecnologie digitali a servizio della cultura. Il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Francesca Barracciu e Gianni Torrenti, assessore regionale alla cultura, hanno preso parte in Area Science Park ai 2 eventi del D-Day del Friuli Venezia Giulia. Sottosegretario Barracciu, le tecnologie digitali in che modo possono trovare applicazione nell'ambito dei beni culturali e con quale prospettiva in Italia? La prospettiva in Italia è una prospettiva davvero importante e che apre spazi grandissimi di applicazione. Quanto abbiamo visto qui ad Area fa emergere una potenzialità di applicazione delle tecnologie ai beni culturali, non soltanto ai beni culturali ma anche al turismo, per la loro fruizione, per il loro studio, per la loro valorizzazione e anche per il loro recupero. Non soltanto sono un ausilio fondamentale e importantissimo anche per la divulgazione della cultura. L'assessore Torrenti è intervenuto sulle opportunità per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Si sta facendo il punto di tutta una serie di straordinarie opportunità che il digitale ha già in campo da molto tempo e che l'Italia forse anche non ha saputo cogliere con sufficiente prontezza. Diciamo che dobbiamo togliere culturalmente una parte di diffidenza rispetto a questo, che l'immateriale nel nostro paese in qualche modo non è visto come qualcosa di economicamente sufficientemente valido su cui investire le proprie vite, le proprie strutture, la propria istruzione. Avete ascoltato Euroregione News.